Siamo in diretta.com per moltiplicare i presenti, per farsi ascoltare ovunque. Servizio di diretta streaming e podcasting di vivaradio.it, a cura della testata giornalistica euroregionenews.eu. Quanto sono importanti gli strumenti di lavoro, che sono anch'essi, come si diceva, molto cambiati nel tempo? Indubbiamente prima si è parlato di come è cambiata la cucina nel tempo e fra gli ingredienti principali sono le materie prime, però abbiamo anche la fonte di calore che non è più la stessa, abbiamo ancora le tipologie delle acque che sono cambiate, il modo di cucinare, quindi le stufe. E infine gli arnesi da cucina. Oggi per fare un forno di cottura non si usa il coltello. Quindi, come si diceva prima, ricostruire filologicamente è quasi impossibile o comunque molto difficile. Cioè l'impegno rimane nel nostro cervello di avere qualche cosa legato al passato, legato a una tradizione. Molte volte magari andiamo a scrivere una ricetta che ha un nome che i nostri vecchi giustamente dicono non è questo, non è possibile. Perché? Perché non hanno seguito queste evoluzioni. Quindi molte volte si dà un titolo importante a un piatto che pochissimi sono gli ingredienti che lo rapportano a quel Veramente. tempo. Mm-hmm. Quindi possono essere le materie prime di un tipo, ma però per quanto riguarda il sapore, il fattore visivo, il fattore gustativo, il fattore olfattivo è completamente o molte volte cambiato. Secondo voi, per la vostra esperienza, e mi riaggancio qui anche al discorso delle eccellenze, no? Qual è l'attenzione che i titolari della ristorazione dedicano oggi a questo tipo di prodotti e quanta influenza possono avere anche nel formare, no, il consumatore, cioè noi che andiamo al ristorante, insomma? Certamente il lavoro che ha fatto l'IRTEF con il dottor Simeoni non è da poco, è qualche anno che questa cosa viene divulgata a piccoli pezzetti in modo da non ubriacare la situazione. Questo è importante perché oggi, come è stato detto, ci sono dei continui cambiamenti. Teniamo in considerazione molti popoli in movimento, teniamo in considerazione la nuova generazione che oggi si ciba di alcune cose che noi stessi 30 anni fa, 20 anni fa non le guardavamo perché non facevano parte del nostro modo di pensare alla vita. Quindi non è che ci si deve abituare, ci deve essere un punto d'incontro dove tutti quanti rispettano quello che effettivamente un territorio dà, e il territorio diventa sempre la base di cui lavorare, la base dove noi possiamo rispettare e essere rispettati. Noi andiamo in giro per il mondo, ma quando torniamo a casa si gradisce incontrare il cibo, ma anche le persone che parlano del cibo, perché questa è la cosa più importante, parlare del cibo e cucinare con amore. Penso che la cosa più importante sia questa. Il migliore cuoco per me non è il cuoco che oggi mi soddisfa sotto l'aspetto visivo, sotto l'aspetto gustativo, ma quello che domani mi dà questa sensazione di benessere, di aver mangiato bene e di affrontare un'altra giornata di lavoro. Siamo in diretta.com per moltiplicare i presenti, per farsi ascoltare ovunque. Servizio di diretta streaming e podcasting di vivaradio.it, a cura della testata giornalistica euroregionenews.eu.